Eder. Mac. Pallister. In merito al rapporto tra la Resinovic Liliana e suo marito vi posso dire di aver notato che quest'ultimo era molto legato alla moglie, la quale, forse a causa della differenza di età, era molto dipendente da lui rispetto a qualsiasi decisione. Questo riguarda sia la vita di coppia sia altri aspetti più banali come ad esempio la destinazione di eventuali gite in bicicletta. Liliana Resinovic godeva di un discreto trattamento pensionistico al contrario del marito, il quale, in quanto ex artigiano, percepiva la pensione di 600 euro circa, per cui arrotondava le entrate con l'attività di arrotino che svolgeva saltuariamente per alcuni amici commercianti in un magazzino di modeste dimensioni, in via Donadoni. Il 14 dicembre sono stato contattato telefonicamente da Sterpin Claudio, il quale mi aveva chiesto di vederci per parlare di questioni personali. Ci siamo così incontrati in viale 20 settembre. Sterpin mi aveva raccontato di avere un rapporto sentimentale particolare con Liliana, rapporto che sarebbe sfociato in una convivenza, e ciò sarebbe avvenuto il successivo 18 dicembre, giorno considerato da Sterpin una ricorrenza speciale in quanto loro si erano conosciuti proprio il 18 dicembre di alcuni decenni fa. Inoltre, in quella data, ricorreva un anno da quando lo Sterpin era diventato vedovo. Sterpin mi aveva anche detto di aver ricevuto verso le ore 8:30 di quella mattina una telefonata da parte della Resinovic che lo avvertiva che avrebbe ritardato rispetto all'appuntamento che i due avevano concordato, in quanto doveva recarsi al negozio Win di via Cesare Battisti. Da quella conversazione, lui non aveva avuto più notizie da parte di Liliana Resinovic. Quando sono tornato a casa ho raccontato della conversazione con Sterpin alla mia compagna, Michele Gabriella, la quale aveva deciso di inviare un messaggio sul telefono in uso alla Resinovic invitandola ad incontrarsi per bere un caffè. A tale richiesta aveva risposto il marito, Sebastiano Visintin, comunicando che la moglie non era ancora tornata a casa e aggiungendo che quest'ultima aveva rilasciato i propri cellulari. Io e la mia compagna, nel corso di quella serata, c'eravamo recati presso l'abitazione del Visintin per sapere se c'erano delle novità in merito al mancato rientro a casa della Resinovic. La casa era in ordine e sembrava tutto normale. Ho guardato dentro l'armadio di Liliana notando l'assenza di un giaccone nero e di una borsa di colore chiaro. Entrambi i capi di vestiario usati dalla Resinovic in questo periodo. Dopo siamo tornati a casa nostra, ma prima di farlo abbiamo invitato Visintin a rivolgersi alle autorità. Lui tergiversava, ma, pur dimostrandosi preoccupato, voleva aspettare che lei tornasse a casa. Alle ore 22 Visintin mi aveva richiamato chiedendomi di accompagnarlo in questura. Nei giorni scorsi ho incontrato Claudio Sterpin in un bar sito in Piazza Verdi e lì lui mi ha ripetuto il susseguirsi degli fatti. Sterpin mi aveva detto che il 14 si doveva trovare con Liliana in città, in qualche via o piazza del centro. Claudio Sterpin mi ha anche detto che Liliana Resinovic si vedeva ogni tanto per un caffè con un uomo di nome Covalero Fulvio. Questo Covalero, da quanto riferitomi da Sebastiano Visintin, nei giorni scorsi aveva provato ad avere notizie sulla scomparsa di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.